All'epoca alcuni di loro avevano già lasciato l'isola, altri erano poco più che adolescenti, altri ancora, addirittura, dovevano ancora nascere. Nell'aprile di quel 1970, forse per la prima volta nella loro storia, i sardi parvero essere un unico popolo. Riuniti sotto un'unica bandiera, dopo aver combattuto sportivamente sotto le insegne di un condottiero, attraverso le cui gesta passarono riscatto ed orgoglio insulare di chi fino ad allora aveva sempre fatto il proprio dovere, addirittura versando il proprio sangue per difendere i lontani confini di una patria che fino a quel momento si era poi mostrata irriconoscente. Ancora nella seconda metà del XX secolo, infatti, la Sardegna, terra di pastori spesso dediti al banditismo, era nell'immaginario collettivo dei nostri connazionali la terra dell'oblio, in cui sbattere coloro che, per lo più dipendenti dallo Stato, avevano fallito o più semplicemente non avevano brillato nel loro lavoro. Tutto ciò cominciò a cambiare sul finire degli anni 60. Grazie ad una squadra di calcio e al suo uomo simbolo, infatti, i sardi, senza dover affrontare le trincee del Carso, i deserti dell'Africa o le lande innevate della Russia, trovarono la strada per cominciare ad abbandonare facili luoghi comuni ed ottenere, almeno sul piano sportivo, quel riscatto inseguito per decenni in dignitoso silenzio. Le truppe mercenarie non avevano origini anagrafiche isolane, ma il diritto di essere eletti sardi ad honorem lo conquistarono sul campo. Ed oggi, dopo oltre 30 anni dall'impresa, ancora si parla di loro. Qui siamo a Como, dove il locale Circolo dei Sardi rievoca quel periodo attraverso l'opera del giornalista Nanni Boi, all'epoca dei fatti poco più che adolescente, ma comunque evidentemente folgorato sulla via dell'Ansicora e che a quegli anni ha dedicato il frutto delle sue fatiche di cronista, celebrandoli soprattutto attraverso la figura del bomber nazionale per antonomasia. Veramente di una semplicità e di una moralità quel Gigi Riva lì che bisognerebbe presentare proprio a tutti i nostri ragazzi. Io lo presenterò nei miei oratori, in tutto, perché veramente abbiamo tanti divi, tante cose che proprio non valgono e li prendono come idoli di vita che poi diventano, e invece questo sarebbe proprio Gigi Riva. Per me è un uomo, ma sa anche essere una semplicità ed una moralità che vale la pena di presentarlo a tutti i nostri giovani. Sei nato 16 anni dopo lo scudetto. Stasera ti hanno trascinato a forza qui o che cos'è che ti ha spinto a partecipare a questo dibattito? Perché sono tifoso del Cagliari, volevo conoscere una parte della storia. Vabbè, che un po' la sapevo già. Ti chiami? Luca. Di cognome? Ledda. Da una generazione all'altra. Ledda, originari di dove? Io sono nato a Como, mio padre è nato in provincia di Sassari. Il paese ce lo ricordiamo, la città? Sì, sì. Maria Carta. Sì. Anche di Gavino Ledda. Senti, Sardegna che è rimasta nel cuore. Sì. Se posso vado a fare le vacanze tutti gli anni. E questo legame con lo sport? È nato da mio padre che mi portava a vedere sempre le partite del Cagliari. Quando veniva a giocare qui nella penisola? Anche a San Siro, ho visto anche Riva giocare, anche in nazionale. Aprile 1970, lei quel giorno dov'era? Sì, ancora presente assieme a una folla letteralmente impazzita e mi ricordo benissimo che
la gente si abbracciava, urlava, e anch'io, tutti i presenti vicini, tutti quanti, c'è stata una grandissima manifestazione di gioia, un'esplosione. Anche in conseguenza della delusione patita l'anno precedente, quando il Cagliari è arrivato secondo dopo la Fiorentina. Cagliari che andava per la grande e che aveva un pubblico eccezionale. Ricordiamoci anche che un trio famosissimo che è precedente a quella stagione lì, cioè Bergeric, il grande centravanti, Gennari, la mezzala sinistra che segnava, l'ho visto segnare ben 4 gol direttamente su calcio d'angolo, e poi c'è il grande Serone là alla sinistra, poi sostituito da Congiu e poi è subentrato Gigi Riva, e quindi... Ma lei è uno di quelli che aspettava quella giornata dallo spareggio perso con la Pro Patria per passare? Sì, difatti, in effetti grande tifoso del Cagliari, poi attraverso Martiradonna sono entrato appunto in conoscenza con i vari giocatori del Cagliari, e quindi, ripeto, con Gigi Riva c'è stato un feeling continuo. È stato lui che mi ha presentato appunto Nenè, e mi ha presentato poi Zignoli quando è stato preso in prestito dal Milan al momento dell'acquisto. E poi mi ricordo anche un altro episodio: io rientravo a Cagliari da Como assieme a moglie alle Allinate, e mentre ero al check-in e facevo la fila, a un certo punto mi sento battere sulla spalla destra, mi volto, era Gigi Riva, che era assieme al signor Re, il segretario del Cagliari, e gli ho chiesto come mai Gigi sei qua, dice veniamo da una campagna acquisti, e allora ha detto beh avete acquistato insieme, ha detto qualche nome, difatti, e io ho detto beh Gigi, abbiamo viaggiato tutto insieme in aereo, un viaggio abbiamo fatto in aereo per Cagliari, e gli ho detto guarda ricordi Gigi che con me hai vinto un titolo italiano, quest'anno io vi auguro e anzi sono sicuro che vinceremo il campionato. Difatti abbiamo vinto il campionato perché il Cagliari è stato promosso in Serie A quell'anno in Serie B. Ma è più emozionato stasera o nell'aprile del 70? Lei dove l'ha vista la partita? Era a Cagliari oppure? No, sempre qua, sono del 60 io qua, andavo in giro sempre a vedere il Cagliari. E prima di iniziare la partita bevevo la grappa perché mi prendeva una tramorella dentro. Ma come? Uno di Sant'Adi beve grappa, beve vino della cantina sociale? Filo vero. Ah, filo vero, ecco. E poi... cosa si ricorda di quel giorno? L'ha sentita alla radio, ha sentito il risultato, ha sentito il calcio? Sì, quello, minuto per minuto? il giorno che ha vinto lo scudetto era alla radio, sì. Mi ricordo solo quando andavo qua vicino a Varese, oppure a Milano, a Brescia, a Lecco, che ci dicevano sempre pastori di qua, pastori di là, va bene, basta. E poi da quel giorno è cambiato qualcosa veramente, oppure ci hanno visto in un modo diverso o hanno continuato a chiamarci pastori e altro? In sardo, forse nemmeno, Questione con un sardo, non c'è problema. È una televisione internazionale questa. La cosa è cambiare, a meno i vecchi o mascoso, quando andai in giro, che adesso stavo a piglia da trabalhare, bravo, ho visto il Cagliari, bravo, siete bravi. Invece prima ci chiamavo sempre pastori, all'inizio pastori, oppure gente che cirquesta la gente, queste cose qua. E insomma, dopo una cosa si è migliorarsi, poi su Bugillà, per esempio, quando c'era Burroni. Burroni, il Rollo, Manca. E poi l'altro come si chiama? Udella. Questo è dopo, vero? Ma è 41 anni che sti in noi vostri? Quasi 41, sì. Ma in Sardegna ci rora? Sempre. Teni mamma a Sant'Anna? Una mamma, sorri e frati. Sa mamma di vostri cantano ste? Tengo 87 anni. Mamma si è giovanetto. Con aria vina, anzi da saluto, certo. Saluta a frati, a sorri, a conare, a tutti i parenti che lo vedono e a tutti i perdaggi in puro. E a perdaggi così che bisogna.
Costantino, in effetti sono situazioni che forse sono stiracchiate, perché celebrare l'uscita di un libro di un collega va bene, festeggiare ancora dopo 30 anni una delle poche cose che noi sardi abbiamo vinto, forse è un festeggiare da poveri. Può sembrare eccessivo. Può sembrare eccessivo. Può sembrare eccessivo, però poi vedi il dibattito di stasera, la tavolata di stanotte, sardi che si trovano, abbiamo visto colleghi, giornalisti che sono arrivati da pochissimo, stanno facendo la scuola di giornalismo alla Cattolica e un po' ripercorrono, anche se magari tu non hai iniziato così, quelli che erano i traguardi di 30 anni fa. Se non altro questo scudetto serve a ricordare come eravamo. Beh sì, in effetti, a parte l'aspetto nostalgia, che però riguarda chiaramente chi è già avanti negli anni, l'aspetto positivo è che in realtà si tratta, grazie al profondo lavoro di scavo e di ricostruzione di Nanni Boi, di una riflessione non solamente su come eravamo, ma su come era la Sardegna, perché questo libro, a me spiace che non abbiano diffusione nazionale, perché avendolo letto tutto, meriterebbe da parte dei sardi, ma forse anche da parte della stampa, prima specializzata, poi anche di quelli che non addetti ai lavori, che venisse letto, perché non si tratta solamente di un libro calcistico, ma di quello che ha significato il primo scudetto finito in una terra povera, in una terra negletta, sottovalutata, sottostimata da parte degli stessi protagonisti sardi, che ora rischiano invece l'eccesso opposto, la sovraesposizione dovuta al turismo, perché noi eravamo gli indigeni buoni negli anni 60, siamo diventati gli indigeni ottimi negli anni 70 e 80, adesso rischiamo di diventare quelli che passano per fessi, perché ci hanno comprato tutto, diciamo così, e noi stessi emigrati, quando torniamo in Sardegna, veniamo visti moltissime volte come degli abusivi. Siamo quelli che inquinano, quelli che fanno i turisti, dimenticando che noi torniamo in Sardegna non solo perché ci piace la terra, turisticamente parlando, fra virgolette, come dicono gli intellettuali, ma perché è la nostra terra. Cioè, guai al sardo che dimentica le sue radici. L'occasione, questo incontro è l'occasione per, non solamente per rinfrescare le nostre radici, ma per riesaminare a mente fredda un fenomeno che è stato sportivo come base, ma soprattutto sociale e secondo me solamente in secondo luogo economico e politico, direi, ma fondamentalmente sportivo e poi sociale, perché ha coinvolto i sardi in Sardegna, ma io ero già in continente allora, ha coinvolto moltissimo i sardi emigrati, perché è diventata un'arma di riscatto, un'arma di affermazione, ma un più di affermazione no, di gratificazione, di valorizzazione dei sardi fuori casa. Sardi che, due nomi su tutti, lasciamo da parte Cossiga che ormai è anni che è conosciuto. Ultimamente Soru con Tiscali, fra l'altro in un settore dove proprio tutto ti saresti aspettato fuorché il sardo, e non so se tu segua le vicende del trasporto aereo, Vincenzo Soddu, di origine di Laconi, che è a capo della Volare Airlines, Volare Group, il primo che tornando a casa ha fatto un discorso di continuità territoriale. Ecco, tu dal tuo punto di vista privilegiato, se posso dire così, del Corriere della Sera, come vedi questi sardi o come senti che questi sardi vengono visti dai continentali? Non è più il sardo che partiva negli anni 50-60. Beh no, ormai il sardo non è più visto come un diverso, né il sardo si sente un diverso, ma essendo un cittadino del mondo a tutti gli effetti. Prova ne sia tutti i sardi o figli di sardi che sono in America, in Inghilterra, questo fenomeno credo che sia stato ampiamente superato. Cioè il sardo è, la par condicio è stata raggiunta, credo, assolutamente. Quello che manca è il collegamento materiale, nel senso che se le navi, ad esempio, in 30 anni finalmente sono aumentate, nel trasporto aereo proprio sembrava che fino all'anno scorso le cose fossero migliorate. Ahimè, dobbiamo vedere che le tariffe Londra-Alghero d'estate sono 210.000 lire, almeno l'anno scorso erano così. Sì. Se io devo fare Roma-Alghero, Milano-Alghero sono 500.000 che partono, è una roba indecente. Cioè la Corsica questi problemi li ha risolti da molto tempo prima, cioè, voglio dire, che la Sardegna sia ancora a questi livelli. Il turista, vabbè, va con i pacchetti in fondo e va a fare il turista, ma chi non è turista o non è semplicemente turista ha dei problemi
pesanti, perché non è possibile che da Londra ad Alghero si spendano 200.000 lire e da Milano ad Alghero si spenda $500.000, parlo di andata e ritorno, per fortuna almeno quello. Questo è l'aspetto, diciamo, più profondo. Poi c'è un aspetto però, vorrei ricordare, al di là dei personaggi famosi, e devo dire la verità che i politici famosi forse sono quelli che hanno fatto meno per la Sardegna, quelli che hanno fatto di più per affermare il nome della Sardegna sono non i contadini, gli operai, i manovali, i manager di aziende normali, i finanzieri, cioè tutte persone che negli anni 60 soprattutto hanno lasciato l'isola. Finanzieri nel senso di guardia di finanza. Ecco, GDF, sì, GDF. come dicono i giornali. Sì. Non finanzieri, perché non finanzieri famosi non mi pare che ce ne siano, cioè di gente comune che, e qui ce n'era qualcuno stasera, che al confine di Maslianico, visto che siamo nel Comasco, Chiasso, passava le notti in mezzo ai boschi per controllare che non passasse i contrabbandieri, quando ancora il contrabbando di sigarette era un reato. Cioè tutte queste persone che ci tengono e che vedono, che accettano la commemorazione dello scudetto del Cagliari solo se visto in chiave di valorizzazione anche della loro fatica. Se invece è visto solo come una adorazione irrazionale di un mito, credo che questo fenomeno, superato l'ubriacatura del momento, sia superato in tutti i sensi. Cioè, se loro dicono noi siamo di quei sardi che abbiamo usato il Cagliari Calcio, che si prestava perché erano persone umanamente, professionalmente rispettabili e dignitose, come bandiera ci stiamo. Se invece si tratta solo di adorare dei feticci, il re o il rive è un feticcio, credo che ormai 30 anni dopo non valga più. Stasera sei stato abbastanza polemico nei confronti del calcio, ma dello sport in generale. Di fatto però poi, se si sa sfruttare bene il veicolo, come vedi si parla anche di tante altre cose. Sì, ma è solamente in questo senso e in questa chiave ho accettato di partecipare al ricordo di un evento ormai trentennale, perché però questa è un'opinione personale. Sullo sport, tantomeno sul calcio, io non ho più nessuna fiducia né stima, perché lo trovo diseducativo, offensivo verso le persone normali che lavorano, cioè solamente se si dà una regolata, se si riportano i valori a dimensione umana e diciamo pure etica, nel senso che oltre certi limiti non si deve andare, e parlo di problemi finanziari, problemi di droga, problemi di correttezza, cioè se lo sport deve essere solamente una americanizzazione totale, non ci sto, ma credo che come me, non voglio essere alfiere di nessun partito, non ci stia nessuno, tant'è vero che la popolazione negli stadi sta diminuendo. Cioè Gigi Riva nel libro di Nanni Boi a un certo punto, citando una frase del libro riferita da Giorgio Melis della Nuova Sardegna, in un'intervista disse che quando si parlava di razzismo si dimenticava che lui di Lombardo all'epoca era un meridionale della Svizzera, per cui c'è sempre un sud più a sud di qualche altro. Per cui invece vedere degli spettacoli indecorosi negli stadi in cui si esalta il razzismo, e a questo punto lo sport dov'è? Non c'è più sport. E qui tralascio i problemi economici, tralascio gli insulti alla miseria e via dicendo. Da quanti anni ci siete qua? 30 anni. Facciamo 30 anni al 13 di ottobre. Ma siamo se non ce li qua avete 30 anni? Ce li abbiamo, siamo arrivati qui, ci hanno portato qui da bambini, diciamo tra i 10 e i 16 anni. L'idea del ristorante? È cresciuta piano piano, un fratello ha cominciato col bar, poi una sorella ha fatto un ristorante e pizzeria, e siamo cresciuti nell'ambiente e poi pian pianino ci siamo ritrovati a fare un ristorante e a cercare anche in un certo senso la qualità. Allora, 30 anni sono esattamente, anno più, anno meno, gli anni che intercorrono tra la conquista dello scudetto. Oggi siamo qui a Como per questo. Ecco, quando il Cagliari ha vinto lo scudetto eravate ancora in Sardegna? Sì. Cosa ricordi? Poi sentiamo anche tua sorella. Un'emozione. Eri piccolissimo, sì. Un anno, 2 anni, sì. quanti anni? No. Faccio il galante. Non lo so, avrà avuto 10 anni circa, 9-10 anni e ricordo che seguivo le partite alla radio e eravamo molto partecipi. Per noi era una favola, non so, un qualcosa di irraggiungibile che poi alla fine abbiamo ottenuto e è stata una gioia molto forte. Quindi quando siete arrivate qua voi eravate già dei rappresentanti di un'isola conosciuta anche per altro? Sì. Avrete conosciuto delle persone che erano qua prima di voi, che invece quando venivano indicate come sardi
della loro terra si parlava per via dei banditi e di altre cose. Certo. Avete notato questa differenza, questo cambio nell'essere accolti qui nel nord Italia da parte delle popolazioni locali? E io non so come sono stati accolti gli altri prima di noi, anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà. La Sardegna era nota, cominciava a diventare nota per la Costa Smeralda, era nota per il Cagliari, per Gigi Riva, ma c'era comunque una certa diffidenza nei nostri confronti. Ci è voluto un po', diciamo, per farci accettare. Com'è cambiata? Voi che siete a contatto con gente del posto qui di Como, avete tantissima clientela, stasera quando siamo venuti abbiamo trovato tanta gente che sicuramente non è sarda, è del posto, sardi forse c'eravamo soltanto noi qui al ristorante. Quando sanno che siete sarde, quando lo sanno, che cosa vi dicono? Cosa dicono della Sardegna? Parlano molto bene della Sardegna e sono anche il fatto che noi siamo sardi li incuriosisce e vogliono approfondire la conoscenza della Sardegna, la conoscenza della cucina. Comunque guardano con molta simpatia. Perché finché stiamo buoni e bravi siamo simpatici. Sì, no? sì. E Anche poi il Cagliari non è so, la squadra simpatia finché non ha vinto lo scudetto. Sì, sì, forse manteniamo un certo alone di mistero, quest'isola lontana, ha ancora un suo fascino, è ancora proprio un mistero per il continente. Rientrate spesso? Io sì, spesso perché mio marito è sardo e ha la famiglia in Sardegna. A proposito di come accolgono la Sardegna i sardi qui, tutti quelli che vanno poi in Sardegna ritornano entusiasti, allora ci vedono in un'altra luce, ecco, in un altro modo, dopo che stanno in Sardegna. Quindi praticamente possiamo dire, vanno in Sardegna, si innamorano della terra, della cucina e per quelli che sono in zona continuano questa vacanza venendo a cenare qui. Sapete che Columbo sta girando un film in Sardegna? Sì, sì, me l'ha detto proprio mio suocero. Sì, lui ha letto sul giornale e da quando ha la nuora di Ololai gli interessa, cioè come vede Ololai approfondisce e Ma voi l'avevate conosciuto all'epoca sì, in paese? Sì. Sì, sì. Eravamo delle bambine. Prendeva anche per una mano, ci prendeva in braccio. Vi sollevava, era già forte, era già forte, robusto sì, all'epoca. robusto. L'altro Columbo famoso invece? È un professore che ha fatto una famosa marcia di protesta in Sardegna. Michele Columbo. È una persona... È stato anche sindaco per anni. È stato sindaco per anni di Ololai. È una persona molto cara. Non so, un punto fermo, diciamo, della mia storia in Sardegna. Quando ti sei presentata hai detto il luogo d'origine, hai precisato subito in Barbagia. Sì. Questo perché ci tieni a sottolineare in Barbagia o perché pensi che noi altri sardi... Sono abituata, diciamo, che quando mi chiedono di dove, come... Cioè allora non dici cercare... provincia di Nuoro, no, Barbagia. No, noi diciamo provincia di Nuoro, poi però ci chiedono, ma di dove? È normale, Barbagia di Ololai. Però solitamente diciamo, siamo sardi, poi ci chiedono ancora di dove, siamo della provincia di Nuoro, però poi vogliono sapere esattamente di dove siamo. Diciamo tranquillamente Barbagia di Ololai. Quando pronunciamo Barbagia hanno un po'... No. Grazie, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie a voi. E ci vediamo, tanto Boi farà anche un altro libro sui 60 anni dello scudetto. Quindi ci vediamo. Non riusciremo a vincerne un altro. Vabbè, in attesa di vincerne un altro, prendiamo appuntamento fra 30 anni. Bene, grazie. Feeling kind of seasick. The
at first just ghostly, turn the wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wander through my playing cards, would not let her be one of 16 vestal virgins. We're leaving for the coast, and although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was, as the mirror told his tale, that her face at first just ghostly, turn the wider shade of pale. Onorio non è un nome molto sardo, poi uno dice di cognome Boi e lì Alto Atesino non puoi essere, assolutamente. Questo Originario è di dove? Seulo. Seulo. Qui a Como? Da 58. Ecco perché la parlata ha perso un po' la Con cadenza, la cadenza, però il cuore Beh, il cuore è sempre è della Barbagia di Seulo, perché è diversa da quella di Ololai. Ma io parlo sempre che la Sardegna per me incomincia a Palau e finisce a Sant'Antioco, perché secondo il mio punto di vista non ci devono essere divisioni tra province e così. Cos'è cambiato dal 58 a oggi? Tanto sicuramente, a parte i capelli bianchi. Capelli bianchi, baffi, poi 58, gli anni 60 era un periodo dell'immigrazione, proprio partivano i treni così. Qua siamo arrivati in provincia di Como, in Verigo, quindi noi come sardi siamo stati ben accetti. Questo veramente l'ho notato, perché nello stesso periodo arrivavano dei siciliani, calabresi, così, però noi eravamo visti un po' diversi, perché forse riuscivamo anche a inserirsi e adattarsi più facilmente di loro nella località in cui operiamo, e forse questo ci ha aiutato tanto nell'inserimento. Senti, per iniziativa del Circolo dei Sardi di Como, in questi giorni mostra delle pietre che suonano, quelle di Sciola, tanto per capirci, e fin qui ci arrivo. Poi ti viene in testa questa, sfruttando il libro di Nanni Boi, celebriamo i 31 anni dello scudetto. Perché? Allora, io a dicembre nel 2000 ero in Sardegna, a fine dicembre, e sono venuto a conoscenza della presentazione di questo libro. Poi da Seulo sono sceso a Cagliari il 28 dicembre, così, e l'ho trovato nelle edicole. L'ho comprato, ma prima di tutto che mi ha colpito quella striscetta bianca che accompagna il libro.
che ha un significato umanitario, del volontariato della Compagnia Bella. Allora, va bene. Poi io ho collocato questo libro all'evento dello Scudetto, che per noi emigrati forse è stato un evento storico. Penso che volevo arrivare lì, perché praticamente oggi se andiamo in Sardegna chiedere il 12 aprile, sappiamo tutti che lì, però se gli chiedi il significato del Sardi della Sardegna del 28 aprile, non so quanti sardi sanno veramente il significato. Poi siccome il Circolo Sardegna, faccio un passo indietro, noi il nostro scopo, almeno da quando sono presidente io, puntiamo a valorizzare questi libri. Ogni anno presentiamo un libro. Ho detto ragazzi, sono rientrato, ho fatto l'esecutivo, gli ho detto guarda, io ho comprato questo libro qua, visto che la regione Sardegna e la società del Cagliari, il trentennale è passato inosservato, come se niente fosse successo, io ho detto dai, tentiamo di organizzare questa presentazione del libro. Ecco, tu che conosci uno per uno quelli che erano presenti oggi in sala, secondo te come l'hanno vissuta? Ho visto gente molto attenta. Ma l'abbiamo vissuta come... Allora, torniamo al discorso che ho detto durante la manifestazione. Noi l'abbiamo vissuta perché la vittoria del Cagliari ha fatto conoscere i sardi, la Sardegna sotto un altro punto, un altro aspetto, non per quello che ci conoscevano, per le geste criminali, perché allora, se vogliamo prima io parlo 68, 69, anche 66, 65 così, sui giornali qua, quando facevano qualche crimine in Sardegna, la Sardegna, il sequestro, Compagnia Bella. Poi però se nello stesso tempo c'era un dottore, un professore o un industriale che inventava qualcosa, passava inosservato, però i giornali segnalavano quella cosa negativa. E ora col Cagliari invece, io mi ricordo quell'anno lì ho visto 18 partite del Cagliari e mano a mano che ci avvicinavamo al finale del campionato, anche tra gli sportivi, perché allora gli stadi erano liberi, non c'erano la curva degli ospiti, la curva Quindi era mischiati e sentivi. Mano a mano che si arrivava alla finale, alla conclusione del progetto, cambiavano gli umori anche degli altri tifosi, però lo meritate, Compagnia Bella, non c'era più quello scuotimento che sardo, pastore, bandito, Compagnia Bella, era cambiato. Questo per noi era una sorta di via di riscatto. Sì, io lo chiamerei una rivincita, un fatto morale, non proprio perché poi, guarda, io tornando al discorso, sono dal 58, sono qua. E ci siamo tanti sardi, siamo inseriti, Como saranno su 4.500 sardi, c'è il libero professionista, ci sono ristoratori come questo dove stiamo parlando, ci sono aziende di edili e Compagnia Bella, cioè siamo tutti e siamo ben accetti, veramente questo posso dire. E se non fosse così una mostra come questa di Sciola, perché praticamente è stata promossa dal comune di Como, Circolo Sardegna, il museo civico e un'associazione adesso non ricordo bene il nome, e non poteva nascere. Essere a Como, vedere queste opere, ma tutta la gente comasca che sta apprezzando queste sculture, è veramente essere orgogliosi. Che un circolo di emigrati nato per le esigenze dell'emigrazione, oggi siamo riusciti a trasformarsi a propagandare la cultura del popolo sardo. Questo veramente mi fa. Chiedo un'ultima cosa, di quel 12 aprile del 70 che ricordo hai? Dove eri? Io ero in festa, ci siamo riuniti in una casa tutti aspettando. Le notizie sulla partita come le ricevute? Sulla radio, eravamo collegati aspettando il fischio finale della partita che c'era. Ma io penso la partita più bella sia stata il 2-2 a Torino. Quella con il rigore battuto due volte, rigore che c'era non c'era e poi... penso che la più soddisfazione degli emigrati, di quelli che vivevamo in continente, dei sardi, sia stato il fischio finale di Lobello.
quando la partita è finita 2-2 e la distanza tra la Juve e il Cagliari era rimasta intatta, che cioè era per secondo il mio punto di vista lo scudetto l'ha vinto a Torino, non col Bari, anche se poi col Bari è matematica. Io secondo il mio punto di vista con quel pareggio lì infatti è stata la vittoria del Cagliari. Ma poi lo ricordo volentieri perché quella mattina noi siamo partiti in 4 amici, 2 di Erba, uno io di Inverigo e un altro di Seregno, che ci siamo cucinati mezzo maialetto, ci siamo fermati a mezzogiorno davanti allo stadio a mangiarcelo. È passato un giornalista della Stampa che poi gli abbiamo fatto assaggiare il maialetto, poi perché era bello andare allo stadio, perché andavano a quei periodi, andavano le famiglie allo stadio. Ecco, io ti dico una cosa, veramente, come l'ho detto lì, per me lo scudetto del Cagliari è stato lo scudetto della provinciale, che forse è stato il primo e l'ultimo vinto veramente senza tanti miliardi, perché un gruppo di amici con a capo il mister, che li ha saputi valorizzare per quello che erano. Giorgio è emigrato, tra virgolette, perché insomma, sei l'invidia di tantissimi ragazzi e di tantissimi colleghi. Inizi giovanissimo, intraprendi la professione, per di più televisiva, subito Telepiù, per di più calcio e anche ad alti livelli. Oggi Como, vicenda di 30 anni fa, c'è anche un pezzo tuo che è stato citato più volte nel corso del dibattito, addirittura si è parlato di poesia, che detto a un giornalista sportivo non so se considerarla un'offesa oppure prenderla... No, infatti. È da valutare questa cosa, perché io ho sempre detestato, diciamo, quei pezzi che esulavano al giornalismo asciutto per diventare dei pezzi di, diciamo, un po' di poesia. Lo stesso Brera, insomma, che usava queste iperboli e usava spesso delle analogie un po' ardite, non mi sono mai piaciute, ma credo che sia stato, insomma, un apprezzamento da parte dei colleghi che mi vogliono bene. Sono un emigrato, è inutile scherzare sopra su questa cosa, sono un emigrato e come tutti gli emigrati soffro. Quanti anni è che manchi della Sardegna? Sono 10 anni. Sono 10 anni, come diciamo in precedenza pensavo fosse una sciocchezza la questione legata al fattore climatico, invece è assolutamente determinante, perché per uno che nasce davanti al mare è impossibile abituarsi in un contesto metropolitano come quello milanese. Ma insomma, a parte quello, c'era necessità di specializzarsi, c'era necessità di sfidarsi, di inseguire delle cose, quindi va bene così. E stando lontano dalla Sardegna ho apprezzato maggiormente le radici e tutto il resto, quindi a maggior ragione questo ricordo del 70 è diventato, insomma, una specie di pietra miliare, e ogni volta che se ne parla io mi intenerisco, mi commuovo e ricordo delle cose importanti. Con Nanni siamo cresciuti insieme, entrambi siamo rimasti folgorati sulla via di Damasco, no, sulla via della Pineta, su Viale Diaz, che sono le strade che portano all'Amsicora. Quindi era normale che impostassimo la nostra vita professionale su questo episodio, insomma, epocale. Questo come persona, come giornalista sportivo? Come giornalista sportivo... Che cos'è questo scudetto del 70? È difficile non farlo diventare una cosa personale, farlo diventare una questione puramente giornalistica. Per me è stata un'esperienza personale straordinaria, ancora di più lo è stato Riva, questa specie di personaggio messianico che qualcuno lassù ha deciso di catapultare sulla terra e grazie al cielo in Sardegna. E l'ha detto anche Nanni, se noi abbiamo cominciato a fare giornalisti sportivi è perché siamo cresciuti in questo solco qui. Riva, il Cagliari di quegli anni, probabilmente avrei fatto un altro mestiere se non ci fosse stato il Cagliari e Riva. E devo dire che girando l'Italia, ma non soltanto l'Italia, lo scudetto del Cagliari non è soltanto un ricordo degli emigrati, lo stesso andando in giro con la nazionale. Riva continua ad essere un personaggio
attorno al quale continuano a crearsi dei capannelli. Spesso è più lui il personaggio ricercato piuttosto che i divetti di oggi, quindi non è che ha lasciato una traccia soltanto dentro di noi che l'abbiamo vissuto in prima persona, comunque testimoni oculari, ha lasciato un segno. Negli anni si è parlato, Schillaci prima, aiutami a tirar fuori nomi di giocatori che segnano in nazionale, Paolo Rossi, via dicendo. Poi col passare del tempo appendono le scarpe al chiodo, Divi Osannati, vai a guardare la classifica dei marcatori di tutti i tempi in nazionale. È vero, questo conferma la teoria che io continuo a cavalcare, che il calcio di oggi è soprattutto pompato per esigenze commerciali, però i fuoriclasse veri non esistono più, ce ne sono pochi, Zidane e qualcun altro, ma non c'è più la qualità che c'era un tempo, anche se il calcio è cambiato, si è velocizzato, eccetera, eccetera, però il talento puro non c'è più e Riva appartiene a un'altra categoria che non si è venduto, non si è promozionato, quindi adesso potrebbe essere un guru della comunicazione mediatica, potrebbe essere uno che fa quattrini a palate facendo il commentatore, invece lui ha sempre vissuto nell'ombra, c'è sempre questa ombrosità naturale che Più da sardo che da lombardo, Ah, sicuramente, no, ma è per quello che, insomma, che noi gli vogliamo bene, perché è assolutamente uguale a noi sardi non chiediamo niente a nessuno, vogliamo fare sempre tutto con le nostre forze, lui è assolutamente uno di noi, è anche difficile pensare che sia nato a Leggiuno, francamente, è più facile immaginare un nato a Gavoio o Lolai o qualche posto di questo genere. Senti, voi siete, come azienda, siete abbastanza giovani e quindi anche gli staff sono altrettanto giovani. Con tuoi colleghi coetanei del Cagliari se ne parla, non di quello di adesso, di quello di prima. Sanno anche loro, hanno studiato, vedono, ti chiedono, ma tu chi hai conosciuto, chi conosci? Riva, Tomasini, Nenè, Greatti, Albertosi. Ecco, c'è il momento in cui puoi, tra virgolette, salire in cattedra e dire, beh, adesso vi racconto io. Un discorso che abbiamo fatto anche in precedenza, che i giornalisti sportivi, che spesso sono sbeffeggiati dagli altri colleghi di altri settori, in realtà hanno una conoscenza della materia che è straordinaria, quindi a me succede di avere dei colleghi anche molto più giovani di me che mi snocciolano la formazione del Cagliari degli anni 70. Per quanto riguarda il Cagliari di oggi, il Cagliari contemporaneo, spesso mi prendono anche un po' in giro, insomma, per la qualità piuttosto modesta e per tante altre situazioni fuori programma di allenatori e simili. Invece per quanto riguarda il Cagliari degli anni 70 hanno un rispetto profondissimo. E poi ripeto, Riva non è soltanto un'icona che ci siamo creati noi, ma gode di una popolarità, di una stima e di un credito che è assolutamente universale e c'è anche nei ragazzi di 20 anni. Non so se per i discorsi ricordi tramandati o perché noi ogni tanto facciamo vedere delle cose. Succede per esempio che ogni volta che noi mandiamo i documentari degli anni 70, ho fatto anch'io da poco un servizio piuttosto lungo sull'argomento, piovono decine e decine di email, non soltanto di sardi, che ci chiedono come fare per avere queste immagini, per avere informazione, per sapere dove sono finiti i giocatori dello scudetto, ed è una cosa francamente che ogni volta mi commuove, mi appassiona. Vado un attimo sul personale. Nelle pause in cui non intervenivi oggi durante il dibattito avevamo una platea variegata di persone che andavano giovanissimi, pochi, venuti forse più per rispetto dei genitori o dei nonni addirittura, e poi tante persone più grandi, della mia generazione e quindi più grandi di te. Ti è passato per un attimo, ti sei visto in queste facce per un attimo al pensiero, manco da 10 anni, se faccio altri 10 anni o altri 20... Finisco in platea, dici? No, finisco in platea no, però... Perché tutto sommato io ti sento ancora cagliaritano, che ogni tanto vedo in televisione, in giro per l'Europa, se non per il mondo, però poi quando torna a casa, non è così. Sono 10 anni, ero convinto fossero 4-5. No, 10 anni, da quando è nata la televisione, sono una delle facce storiche di questa televisione, che è nata nel 91, quindi praticamente sono 10 anni, ma io voglio un bene infinito agli immigrati. Perché, ripeto, quando vado in giro e vedo la passione che ci mettono sugli spalti e come riempiono gli stadi, io mi ricordavo prima il 97, lo spareggio lì disgraziato, sciagurato di Napoli, quel Piacenza-Cagliari 3-1, con questo stadio stracolmo di sardi. 20.000.
che musica andava negli anni 70, anzi esattamente nei mesi di marzo-aprile 1970? Guarda, c'era sicuramente una colonna sonora guida di quegli anni che erano i Beatles e Rolling Stones. Però c'è una cosa di cui anche noi ci dimentichiamo spesso, che nella stanza di Riva c'era un poster di Fabrizio De André. Ora, quando noi ricordiamo quegli anni, spesso ci dimentichiamo qual era la colonna sonora dei nostri anni, e non era una colonna sonora banale, erano colonne sonore di Guccini, di De André, di Beatles, ripeto, di Rolling Stones, di Bob Dylan. Cioè era musica di straordinaria qualità e che raccontava delle storie importanti. Per capire complessivamente quegli anni, quindi per capire anche perché noi siamo così legati, attaccati ad un calciatore che è troppo poco definire calciatore, l'abbiamo definito mito, l'abbiamo definito leggenda, abbiamo definito diciamo un periodo della nostra vita. Secondo me per ricostruirlo adeguatamente dobbiamo recuperare le musiche di quegli anni, anche le musiche di quegli anni, e forse si capisce complessivamente meglio tutto quanto, anche quel clima assolutamente originale, forse irripetibile che si viveva 30 anni fa. Ti sei riconosciuto poi alla fine in qualcuno degli spettatori con gli occhiali, le lenti spesse che vengono inquadrati? Ho fatto finta di riconoscermi, perché siccome nelle fotografie finali del libro di Nanni ci sono questi spettatori che pascolano nel prato dell'Ansicora sventolando le bandierine, io avevo una bandierina di plastica. E allora ho cercato di riconoscermi. Beh, perché la plastica in quegli anni in qualche modo col Cagliari c'entrava, no? Cominciava a centrare molto, perché erano proprio gli anni dello sviluppo. Per cui ho cercato di riconoscermi, ho fatto finta di riconoscermi, anche perché ci sono tanti modelli ai quali potrei corrispondere. Occhiali scuri, occhiali spessi. Peppino di Capri poteva essere lì di passaggio il giorno, no? Ma non solo Peppino di Capri, ti ricordo che una serie di interpreti di quegli anni Gino Paoli. Sapore di sale. Esatto, aveva quel cliché lì. Però non solo, perché mi ha fatto ricordare questo libro, pensa tu, che proprio 2 mesi prima dell'invasione pacifica di campo, per festeggiare quel 12 aprile del 70 la vittoria del Cagliari con 2 giornate d'anticipo nella partita col Bari, io ero finito in ospedale, perché nelle lotte studentesche, io facevo parte del movimento studentesco, il 16 febbraio del 70 c'era stata una manifestazione organizzata dal movimento studentesco contro la quale si era scatenata la violenza fascista, la chiamano così perché loro si chiamavano così, e c'era stata un'aggressione alla facoltà e io ero finito in ospedale con una frattura al braccio e 11 punti in testa. Facoltà di lettere di Cagliari. E quella dove poi dall'altra parte tale Camedda finì nella tromba delle scale. La stessa manifestazione, perché successivamente quindi i feriti si contano da una parte e dall'altra. Io fui tra i primi a finire in ospedale, Camedda dopo, nel senso che poi nel prosieguo di quello scontro Camedda finì in ospedale con le gambe fratturate dopo. Camedda non so cosa faccio, tu fai giornalista a Rai, chi fa il politico è Cogodi. Chi continua a fare il politico è Cogodi, esatto. Camedda non so se sia ancora, era in consiglio comunale di Cagliari. Ecco, questo per dire era il clima di quegli anni, eppure nonostante tutto io il 12 aprile del 70 ero a festeggiare con tutti gli altri, dei quali non conoscevo ovviamente. Parli dei festeggiamenti, ma non mi dici dove eri seduto. Beh, ovviamente, dove volevi che fossi seduto? Ero seduto alla curva ovest, quella che si rivolgeva verso la città, perché erano i posti dove il biglietto costava di meno. Erano le famose tribune in tubi innocenti e tavoloni, e il tifo si faceva non battendo le mani ma pestando i piedi. Esatto, e per fortuna non era una tribuna alberata dell'Ansicora, che tu ricorderai benissimo. Quella era in Viale Diaz, Monte Vittorio, quelli appesi agli alberi per vedere la partita. Ecco, ero lì, e quando c'è stato il fischio finale di quella partita entusiasmante, noi entrammo in campo per manifestare la nostra gioia, questa vittoria
poi tutti quanti con le radioline perché dovevamo seguire la Lazio, tutti ascoltare Ciotti che perse la voce in quella incredibile La Lazio radio. che doveva battere chi? Doveva fare un risultato? La Lazio, non era se- direttamente interessata. No, non lei, però se la Lazio avesse battuto la Juventus, era Lazio-Juventus, a noi sarebbe tornato utile perché il distacco rispetto alla Juventus sarebbe diventato incolmabile perché si dovevano ancora giocare 2 partite e la Juventus non avrebbe più raggiunto il Cagliari. A 31 anni di distanza, per di più fuori dalla Sardegna, ma in un ambiente come questo. Vale la pena di ricordare non tanto l'evento sportivo, ma come hai detto all'inizio, la collocazione storica di quell'evento. Ma secondo me vale soprattutto perché ricostruisce un clima, non so come spiegare, una determinazione, un'aspirazione, una speranza, un voler essere qualcosa. Erano degli anni di grande partecipazione. Siamo partiti dalla musica e voglio ricordare che erano degli anni in cui si costruiva qualcosa. E anche il momento di costruzione intorno ad una squadra che assolutamente era fuori dagli schemi, perché il Cagliari era costruito intorno ad un leader incontrastato, ma aveva una collettività, uno spirito di squadra che assolutamente non si ritrovava in nessun'altra squadra del campionato italiano, perché non c'erano le rivalità, tutte facevano capo in modo assolutamente indiscutibile al leader della squadra e in ogni caso rappresentava la speranza di una modificazione rispetto agli schemi tradizionali del campionato italiano. Metaforicamente, quella vittoria del Cagliari in quel campionato poteva rappresentare l'ambizione, la speranza, il desiderio di riscatto delle regioni sempre escluse dal progresso italiano nel quadro di una trasformazione del paese. Il fatto che Cagliari e la Sardegna diventino protagoniste di questa trasformazione è come se ci troviamo di fronte ad una bandiera rappresentativa della voglia di riscatto di tutte le regioni escluse dal triangolo industriale, dal nord, da tutte le regioni ricche d'Italia che fino a quel punto dominavano anche nello sport. Era simbolicamente la trasformazione del paese e non a caso Cagliari e la Sardegna, che diventano rappresentativo di questo cambiamento, fanno sperare qualche cosa. Poi certo, forse era meglio la trasformazione in altri settori piuttosto che in quelli, però simbolicamente era un segnale. Almeno da qualche parte iniziamo. Esatto, cominciamo da qualche parte. Poi gli altri si se adeguino. poi simbolicamente tutto questo avviene in un ambiente sportivo che ancora aveva un grande valore rappresentativo e vorrei dire anche, non vorrei usare paroloni, ma sul piano morale, sul piano dell'aspirazione ad una trasformazione del paese, io credo che rappresentasse un importante punto di riferimento. Non c'è il pericolo che magari tanti, ormai sono tanti, più giovani di noi, in questa sorta di ricelebrazione vedano due che stanno invecchiando e che per tornare indietro e ringiovanire celebrano 30 anni prima di quando loro praticamente ne avevano 20. Per sfuggire a questo rischio, io ogni volta ringrazio Gigi Riva. Non lo ringrazio personalmente, talvolta l'ho fatto, ma sai perché lo ringrazio? Perché lo schema è questo. Lui avrebbe potuto autocelebrarsi in questi 30 anni. Avrebbe potuto fare quello che voleva. Perché il suo mito non appartiene solo ai sardi, appartiene a uno sport italiano che non c'è più e del quale egli è sicuramente il più rappresentativo, l'atleta più rappresentativo. Che cosa avrebbe potuto fare in questi 30 anni? Fare l'autocelebrazione, dire io sono stata una bandiera, quello sport non c'è più, io sono inimitabile, io sono qui, io sono là. E invece che cosa fa? Arriva, se ne sta per i fatti suoi, vive la propria vita privata, gelosissimo della propria privacy, rifiuta tutte le celebrazioni, rifiuta tutte le partite delle vecchie glorie, rifiuta di compiangersi, di compiangere una generazione che non c'è più e ha il coraggio di vivere la propria vita oggi, cosciente del ruolo che svolge oggi. Ecco, io mi identifico in questo. Io ho il coraggio di ricordare i miei 20 anni, ho la nostalgia dei miei 20 anni, ma non vivo di nostalgia,
vivo il mio presente ricordando il mio passato e dicendo che anche il mio passato ha avuto un momento estremamente importante. Questa operazione qui, secondo me, nel libro di Nanni Boi, visto che stiamo parlando del libro, è importante ricordarlo, è molto ben ricostruita, nel senso che si fa un rapporto estremamente preciso tra il presente e il passato. Si sfugge alla logica dell'operazione nostalgia perché non servirebbe assolutamente a nulla e si dice però semplicemente guardate che quel percorso ha prodotto questi effetti e noi oggi possiamo ricordare una vicenda che non ci fa finire nel pianto nostalgico di come eravamo belli e come eravamo forti. Eravamo un'altra cosa, oggi siamo in grado di pensare al presente. Anche perché chi l'ha scritto è più giovane di noi, quindi è ancora bello, esatto, ancora forte, quindi si può permettere anche... Esatto. Ecco, questo è un altro elemento estremamente importante, mi fa piacere che tu l'abbia ricordato. Non siamo noi che eravamo quasi coetanei di Riva a ricordare quelle gesta lì, è stato un giovane, più giovane di noi di 10 anni e passa, a vivere quell'esperienza e a raccontarla perché non vada dispersa. Questo è un elemento estremamente positivo, perché vuol dire che non è condizionato dai ricordi come possiamo essere noi, ma ha un rapporto con quella vicenda umana, con quella vicenda sportiva che può essere una lezione. Per lui è stata una lezione e ha avuto il bisogno di raccontarla e di tramandarla. È molto più importante che l'abbia fatto uno più giovane di noi piuttosto che l'abbiamo fatto noi. Perché ci siamo seduti intorno al piano? Perché io ho ambizioni musicali che però non posso tradurre sulla tastiera perché non so suonare, ma un tempo cantavo. Allora, se io avessi avuto qui degli spartiti musicali dei miei studi al Conservatorio di Cagliari, ti avrei scritto un po', ti avrei eseguito qui un po' di esercizi, ma non lo so fare, quindi lasciamo Io perdere. sono talmente imbecille che ho pensato, nel rievocare lo scudetto del 70, che abbiamo vinto nei confronti della Juventus, Olita le vuole suonare ancora una volta ai bianchi e ai neri della tastiera. Non è male come scelta. Me la sono... Gliele suoniamo ai bianchi Gliele suoniamo ancora e chiudiamola. Just the thought of you, the very thought of you, my